Bella raga, ciao a tutti dal comandante Veneziano, Bayer Track Simulator, ragazzi, 2000 km di tappa da Banska Bristica a Algeri, Africa, quindi ragazzi veramente tappone mondiale. Cosa dobbiamo portare? Gelati, eh beh sì, gelati in Africa ci sta abbastanza. Ok, quindi comincerà veramente un tappone infinito. Entro sabato devo portare il tutto. Devo veramente fare una maratona, ragazzi, eh? E devo farcela anche. Che mi danno 50.000 euro. Quindi non pochi, ragazzi. Mamma mia, che tappone, che tappone, che tappone, che tappone. Che tappone. 38 ore di viaggio. Poi devo prendere la nave dall'Italia. Penso da Livorno, adesso non lo so, e da là andare in Africas. Ecco, che bello, ho già preso due semafori. Allora di benzina ho 300, 618 km di autonomia, quindi una merda. Molto bene, perché non vedo il semaforo. Dai, vecchio, su. Vai. Noi andiamo dritti, noi andiamo dritti. Devo passare passo per l'Austria, mi sembra, per l'Italia. Giù di là, teoricamente. Sarà un viaggio bello tosto, cazzo. Devo arrivare perché è anche una consegna rapida e quindi devo proprio al limite, fioi. Proprio, eccolo là, ecco quel limite di velocità di merda. Ma cagare, va. Che bello sprecare i soldi così. Proprio una cosa eccitante. Buono. Ma mai fatto una tappa così lunga? Perché chiaramente senza le patch, senza le città così, non esiste una distanza così lunga. Chiaramente. Adesso dobbiamo tirare veramente a bomba. Siamo a Bratislava, ragazzi. E inizia a piovere. E si gode. E si gode a cannone. Ma mancano 1900 km, quindi chiaramente manca ancora. Adesso devo capire quando riposarmi. Quando... Perché è chiaro che veramente, ragazzi, col fatto che eh, comunque è una consegna anche da fare in tempi rapidi, devo pensare bene quando fare le pause e come farle, perché non è che posso sprecare tempo, chiaramente. La pioggia di notte è abbastanza fastidiosa. Vabbè, ma che sboro, cioè veramente non posso fare niente, eh. Quanti soldi spreco così, cazzo. Che Vienna, Budapest. Sti cazzo di limiti che danno un fastidio, però la realtà se sgarri di 10-15 km ti tira in culo. Cioè, la cosa è abbastanza ufficiale, eh. Dobbiamo girare per Vienna, teoricamente, sì. Ok, molto bene. Che tempaccio. Che tempaccio, ragazzi. Che giornata di merda. Tiriamo via gli abbaglianti se non si incazzano gli altri. Ok, stiamo attenti perché dobbiamo girare. Manovra da non fare, ragazzi. Nella realtà, ma... Ok. Adesso andiamo su strade anche di merda. Molto bene, che bello. Eccoci qua, ragazzi. Sono andato in officina a sistemare il camion perché ho fatto un incidentone. Infatti ho danneggiato al 3%
il carico, proprio mi si è inchiodata la macchina, non l'ho proprio vista, cioè mi si è proprio fermata davanti, non ho fatto tempo a frenare, tac. Quindi ho speso 40.000 euro per sistemare il tutto e ho perso anche un'ora di viaggio. Ora, fatalità no... Oh, sì, scusate. Fatalità non stavo registrando perché, visto che su queste tratte lunghe soprattutto faccio cioè, diciamo che cerco di registrare i momenti salienti, i momenti dove diciamo non abbiamo visto ancora la mappa e di non registrare invece i punti dove insomma sono già passato. Fatalità ho fatto un incidente là, comunque non siete persi niente, a parte un bestemmione in polacco antico. E niente ragazzi, adesso andiamo a nanna, riposiamoci. Ok, vai, perfetto. Io devo andare entro sabato alle 5. Vediamo come siamo messi. Beh, siamo ancora messi molto bene. Il problema, cioè che ho danneggiato un po' il carico, che devo sistemare il camion dovevo comunque, quindi... Guarda che bello, guarda, da questo punto di vista non c'è problema. Però danneggiare comunque la merce, mi sono sui coglioni perché perdo comunque soldi. Vabbè, vediamo. Danno 3%, danno 0, danno 3. Vabbè. Pazienza, devo stare più attento come endone. Perché a volte anche mi metto giustamente, cioè giustamente, chiaramente mi metto magari con una mano sola e tranquillo, no? Nei momenti di autostrada. Però stavolta fatalità la macchina non capisco il perché mi si è proprio fermata, cioè ha rallentato di brutto. Io ero proprio dietro e non ce l'ho fatta sorpassarla e quindi l'ho presa in quel posto. Questo è insomma il... lasciamo... Ah, non è che visto. Niente, così è andata purtroppo. Adesso cerchiamo di recuperare andando a cannone senza far cagate magari. Ok ragazzi, adesso si gira per Udine. Ai ai ai. Adesso ho cercato di recuperare a cannone veramente una parte di autostrada. Veramente perché se non posso fallire questo lavoro. Assolutamente. Voglio prendere più soldi possibile. Mamma mia, occhio. Oh, oh, stronza. Io sono il comendone, non mi rompere i maroni. Siamo a 1500 km, ok. Siamo in direzione Udine. Ho ancora un'autonomia di 1200 km, ne devo fare 1500, quindi un'altra sosta ai box è d'obbligo. Anche se però in realtà col tratto di mare, tutto il Tirreno no, forse che fasso? Forse ce la fo. Però devo stare un po' più attento negli incidenti e su qua 70 al limite. Ecco, devo stare un po' più attento perché sprecare proprio soldi così non è una cosa tanto bella. Ecco, ma dai, ma per 5 km! Sì, vabbè, però è troppo fastidiosa sta roba, cioè, che sboro, per 5 km. Vabbè, va bene. Niente, è proprio è un simulatore. Sboro, ora sta attento, punto e basta. Dai, cazzo. Come sveglia. Oh, qua lasciamo l'Österreich, lasciamo l'Austria e andiamo in Italy, Italia. Siamo in Italia. Friuli, Venezia, Giulia. Vediamo se il limite aumenta un po' perché mi sarei anche rotti i coglioni. Siamo in Friuli, siamo in Friuli. Ok. Siamo al Pedagius. Cerco di non prendere la sbarra, magari grazie. Ok. Buono, se il camioncino della Sprite, no, che figata.
Siamo in Friuli. Siamo dal Guidolin, fioi. Siamo dal Guido. 28 ore mancano. Allora, vediamo un po' qua i segnali. Allora, Udine 95, Trieste 164, Venezia 220. Ok. Ai ai ai. Qua non serve, non mi devo fermare. Non mi interessa. E andiamo. Guarda che bello, autogrill, qua c'è Agip. Solo di non essere fuori vediamo qua quant'è di 90. Ok, perfetto. 90 allora. Buono, buono, buono. È un simulatore, non puoi sbagliare un cazzo, c'è poco da fare, non puoi sbagliare niente. Speriamo non ci sia pioggia, che la pioggia porta a sbagliare di più. Infatti pioveva quando ho fatto l'incidente, la pioggia è fastidiosissima, soprattutto di notte. E guardare tanti segnali anche. ...1400 km all'arrivo, però c'è tanto mare anche, eh. Ci sono lavori. Noi dobbiamo andare dritti. Però vedi anche comunque i paesaggi, le cose, sono stati bravi perché comunque sono riusciti a ricreare un po', cioè dove ci sono le montagne. Ci sono le montagne, dove c'è il mare, dopo è chiaro i vari monumenti, le robe sono impossibili, penso. Però insomma sono stati bravi, cazzo, una bella mappa e devono aggiornarla ancora, cioè ciao, non vedo l'ora a Scandinavia con Norvegia e Svezia, spero anche gli Stati Uniti. E poi si gode, e poi si gode. Si gode, la la la. Param pam pero pom pom pom. Ok, Venezia, Lubiana, Venezia, Padova. Se devo girare a destra io, ok. Va Buenos. Venezia, Padova. Ok, per Venezia e Padova devo andare. Buono. Oh, nuvoloso che sboro. Non deve piovere però. Può piovere, cazzo. Ecco, mi è successa una cosa simile così nell'incidente che ho fatto. Ok. 6 ore di riposo. Danno 4 addirittura. Titta mocari. E noi andiamo là là. Noi andiamo a lavorare. Guarda che nuvole verso Venezia e verso Padova. Porca troia. Non è che mi becco ancora pioggia. Dai che mi becco ancora pioggia. Mignottona miseria. Dai, dopo le trombate che ho fatto in Repubblica Ceca, là. Mamma mia, ho fatto il puttan tour show, dopo il lavoro. Adesso andiamo in Africa, vediamo. In Africa secondo me non c'è tanto da trombare, però... Ok. Da destra vai a Bolzano e a Villach, ma noi andiamo invece verso Padova e Venezia. Ok. Sono le 16:20, apriamo i fari. Siamo in Veneto? E siamo in Veneto, ragazzi, Venetus. Ok.
80 all'ora è il limite. Andiamo per di qua. Perfetto, 20 euro, va bene, tanto. Ok. Possiamo girare, non c'è un cazzo di nessuno, ok. Allora, guarda che nuvoloni, guarda che nuvoloni. Adesso vedi di qua a destra, vai per Venice. Ma noi invece dobbiamo andare dritti. Salutiamo la nostra meravigliosa e stupenda Venezia. Andiamo verso sta cazzo di ferry boat, sta nave che mi sembra a Firenze la dobbiamo prendere, lì a Livorno, cioè boh, non mi ricordo. Un comendone che non si ricorda un cazzo. Fa sempre pedaggi che sborfio, che do coglioni. Sempre skate, sempre skate. Ma per 5 km orari, boh, questa non la capisco proprio, per ora ormai mi diverto a prendere multe, guarda, va benissimo. Cioè non posso sempre ricordarmi che devo andare giusto neanche 5 km in più, ragazzi, io mi scuso se prendo ste multe. Cioè... Però purtroppo è veramente, cioè, il limite dei limiti umani, cazzo. Ok. Adesso si va a Bolzano e poi andiamo verso il temporale, che bello. Molto molto bello. Ok ragazzi, siamo in Ligurias. Siamo vicini a Genova, che è là che dobbiamo prendere il traghetto. Quindi a Genova e non Livorno. Molto bene. Abbiamo fatto l'ultima pausa e l'ultima sosta per la benzina. Genova è di là, però noi dobbiamo andare. Mancano 999 km, ragazzi. 999. Marsiglia. Ah, no, in realtà andiamo per la Liguria e poi andiamo in Francia. Allora a sto punto a Marsiglia. Cioè che sbaglio, non ho azzeccata una a Livorno. Genova e Marsiglia. Allora andiamo a Marsiglia, cazzo, a sto punto. Comunque siamo in pieno orario, come tabella di marcia secondo lui arrivo è sabato alle 3 della notte. Eh, sono venerdì, sono le 6 di mattina, quindi insomma siamo abbastanza tranquilli siamo. Buono. Tempo è buono, quindi teoricamente non ci becchiamo pioggia, noi ce la becchiamo in Africa, la pioggia d'altronde non penso che cioè sia sta cosa che avranno calcolato che in Africa piove di meno, non lo so, non penso, però mi sembra un po' troppo stracciatella, sinceramente. La vedo dura. Comunque vediamo, insomma, dai. Che viaggetto, fioi, che viaggetto, 2000 chilometri, fioi, sono desfa. Sono massacrato, fioi. Mamma mia. Ok. E dai che andiamo, e dai che andiamo, e dai che andiamo a prendere sto traghetto, e dai che andiamo, e dai che andiamo,
E abbiamo il Martirre a sinistra. Ale, 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 ale. Dai che siamo vicini, dai che siamo vicini. Un solo grido si alzerà, il Cumendone vuole andare in Africa. Se no, messo addirittura i nomi delle gallerie, cioè veramente. Cioè, quelli che fanno ste robe sono dei fenomeni, però veramente un applauso a chi fa ste mode, sono veramente dei fighi, cazzo. Siamo a Marseglia, siamo vicini a Marseglia. Proprio un tappone, ragazzi, il classico tappone massacrato, le braccia distrutte, perché chiaramente non mi sono fermato, cioè mi sono riposato come ha fatto qua il nostro camionista preferito. Quando ho fatto la pausa mi sono alzato un attimo dalla sedia, sono andato un attimo una cena sgranchita alle gambe e alla schiena perché so desfaffio e veramente sono un uomo finito, so vecchiotto ormai. Guarda, qua si vede che siamo in Francia, rara. Siamo in France. Cioè, siamo vicini quantomeno alla France. Che non mi ricordo se abbiamo passato già il confine. Sto comendo, non si ricorda un cazzo, madonna. Come siamo ridotti male, fioi. Le Vien Rose. Na, 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 na. Vaffanculo a France. La 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 la. E beh, chiaramente siamo in Francia, ma cantare canzoni francesi. Ecco, spero, ecco in Africa, non so se ce la mette canzoni cantare, ecco, forse Waka Waka, ecco, che in stile Africas. Quando arriviamo a sto cazzo di traghetto de merda. 890 km. Dai che siamo al confine, ciao Italia, andiamo in France. Siamo in Francia e dobbiamo andare verso Marsiglia. Quindi andiamo dritti, guarda che nuvoloni, c'abbiamo il barchino qua piova. E qua siamo Costa Azzurra, regione de Costa Azzurra. Parra pa 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 pa. Che avemo da girar. Ok. A Nizza, raga, spero neanche... Mamma mia. Ma neanche a Marsiglia, allora a Nizza, che spero non ha azzeccato un porto, fioi. La cosa è abbastanza ufficiale. Mi sono ricordato che c'ha sto cazzo di traghetto, perché non so se andare a nuoto. Ai ai ai. Ah, occhio. 847 km mancano. E non vedo ancora una cazzo di barchetta. Nice, grazie. Siamo a Nizza. Siamo a Nizza. Eh sì, a Nizza che prendiamo il barchino, eh. Incredibile. Nice, Nizza, esplorata, nice. Quindi né Livorno, né Genova, né Marsiglia, ma Nizza, va bene. Va bene, dai. Epic fail come andiamo, ma si gode, ma si gode. Oh, ecco che spoccio, che barcone. Guarda che bello. Che figata, però. Che incredibili che sono, cazzo. Na, 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 na. Sto semaforo non parte più.
Ok. 50 all'ora. Ecco, non vorrei prendere una multa qua. È proprio l'epic fail finale. Ok, prendiamo sta cacchio di barca. Sì, vorrei capire dove cazzo devo girare. Ah, di qua penso. Spero. Ok, occhio! Dove devo andare? No, danno... Ma perché? Ma perché? Ma perché danno 2? Cosa ho combinato? Mamma mia. Vabbè, sappiamo il barchino, dai, sappiamo il barchino e ciao. Ok, allora, Nizza... Buono. E così, ragazzi, è così. Siamo in Africus. Oddio, che so da fare qua. Ok. Dai, siamo arrivati comunque, bene, bene, bene. Ma perché? Ma dai, no, ma sono un coglione, ora, però, se, come non dirlo, ti sono un coglione. Dai. Così, gratuitamente, spacco i camion. Sono che gondolaro che sono, porca puttana. Cioè, appena sistemato, se avrò la merce massacrata, 4%. Va a cagare, va. Vai a fanculo. Dai, siamo arrivati. Ma non vuole spaccare più sto cazzo di camion perché l'ho massacrato, porca troia. Vorrei vedere anche com'è il paesaggio. Vabbè, ce lo guardiamo nel prossimo video perché chiaramente si partirà da Algeri per andare in un posto africano a sto punto, ci spariamo. Ah, dai che siamo arrivati, dai che siamo arrivati, dai notte, con calma. Massacrante, probabilmente sono anche stanco, cioè non ho visto i marciapiedi, non lo so che cazzo era, solo che ho avuto 2 incidenti senza capire come. C'è solo il commento può fare ste robe. Purtroppo non si vede una minchia, solo io posso arrivare di notte. Tantaririri. Vediamo quanti skate che ciappo. Vedem quanti skate che ciap. Vedem quanti skate che ciapus. Ecco, ancora rosso, ma che sboccio però, fioi. Sempre rosso, becco, sempre rosso. Siamo arrivati, papà, papà. Siamo arrivati, papà, papà. Ce l'abbiamo fatta, sono morto, ma che l'abbiamo fatta. Spero, cioè, tipo, ho speso quello che avevo, non ho guadagnato niente da sto cazzo di viaggio. Però ho sistemato un po' il camion, dai, era il 30% di danni. È già il 2 per carità, però... Vabbè, fai solo il commendone, cioè, l'obiettivo non è far bene, l'importante è spaccare tutto. Ok. Poi bisogna metterlo sto merdoso. Oh. Cosa? Là? No, guarda, cioè, vecchio, mi dispiace, ma mi sembra un po' dura, eh. Guarda, proviamo una volta perché sono buono. Però mi sembra un po' difficile cazzarlo di là. Vediamo. Guarda che roba! Guarda dove lo devo mettere. Guarda dove lo devo mettere, ragazzi. Un po' africani, cioè. Se la faccio mi riscatto dall'incidente che ho fatto, eh.
Maledetti gelati. No, 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 no. Bravo. Dai, Cube. Dai, come che fai l'impresa? Dai. Ah. Mamma mia. Sì, e così no, magari. Ok. Pianino, pianino. Sembra impossibile cazzarlo di qua. Dai Kume, dai Kume. Ok. No, ho sbagliato. Però non puoi sbagliare direzione così, Kume. Ce la farà il Kume? Vai dentro, vai dentro, vai dentro. Bravo Kume. Che Kume. Che Kume. Dai, dammelo buono però. Grande. Grandissimo. Ottimo lavoro. Un bel po' di money sono arrivati. Beh, livello 18. Professionista. Molto bene ragazzi. Tappone lunghissimo, eterno. Continuiamo con le merci preziose. Applica, applica. E ce l'abbiamo fatta ragazzi. I gelati sono arrivati. Prossima tappa tutta africana col sole. Così ci vediamo un po' i paesaggi africani e vediamo come sono fatti. Raga, un saluto dal commendatore veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.